buona settimana a tutti cari ragazzi. Anzitutto un cordiale bentornati a coloro che hanno vissuto in questa settimana l'esperienza della visita di istruzione e l'augurio di buoni giorni a quanti partiranno. Ieri nel Vangelo Gesù ci ha invitato ad essere sale della terra e luce del mondo. Un augurio bellissimo perché va proprio a toccare la quotidianità del nostro essere e del nostro vivere. Essere sale significa dare sapore alla nostra esistenza, dare sapore alle nostre relazioni, vivere con intensità. Essere luce significa portare luminosità anche laddove ci sono tenebre, ci sono difficoltà. Per essere luminosi bisogna attingere alla sorgente della luce. Gesù ha detto di sé: io sono la luce del mondo, chi crede in me ha la vita. Allora noi vogliamo questa mattina attingere proprio alla fonte della luce e chiedere al Signore di donarci il suo Spirito, che è energia di vita, energia di bene, amore, perché possiamo davvero vivere con intensità questa settimana e tutti i giorni della nostra vita. La parola vita è ritornata tante volte in queste mie parole, perché ieri abbiamo vissuto una giornata molto importante, la giornata proprio della vita, ricordandoci l'importanza di questo dono che va preservato, custodito, alimentato dal suo nascere alla sua conclusione naturale. Ci siamo messi a registrare questa preghiera del lunedì di fronte all'immagine di Madre Teresa. Lei è stata una grande amante della vita. Ha fatto tutto per difendere e proteggere la vita, soprattutto dei più indifesi, dei più piccoli. Si è presa cura di chi era nella sofferenza, addirittura di chi era costretto a morire da solo, ai margini della società. Dunque, vorrei concludere questa preghiera leggendovi un suo scritto, che è un inno alla vita ed è anche un augurio per tutti voi, perché ogni mattina, svegliandovi, possiate riconoscere il grande dono della vostra vita e della vita degli altri. Si intitola questo scritto Vivi la vita. La vita è un'opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, combattila. La vita è un'avventura, corrila. La vita è felicità, meritala. La vita è la vita, difendila. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buona settimana e buoni giorni a tutti voi.